Siamo tornati in studio, gli ultimi minuti della nostra trasmissione dedicata al tema delle morti bianche. Parlavamo appunto della cultura, dell'applicazione delle regole, dell'importanza di conoscerle, dell'importanza che queste stesse regole in realtà poi sono vita non solo per i lavoratori, come dicevamo, ma anche per le loro famiglie. Di famiglie che stanno piangendo in questo momento ne abbiamo purtroppo raccontate tante. Ecco, io vorrei anche addentrarmi un attimo su quello che è il tema della deterrenza da una parte e della responsabilità reale in fatti come questi. Ecco, vi chiedo, alla luce della vostra esperienza, che cosa potrebbe costituire da un punto di vista legislativo, per esempio, ma anche da un punto di vista operativo, no? Si parla di ispettori, nel caso appunto della deterrenza, cioè cosa potrebbe essere la chiave di volta per rimettere a posto le cose, come se si avesse una bacchetta magica, dottore Giordano? Cioè le responsabilità portano... Allora, io ho una responsabilità su un fatto grave come questo. Cosa mi succede in Italia? È giusto quello che mi succede se vengo, come dire, riconosciuto responsabile? Ecco, c'è qualcosa che va ristretto secondo lei? Sì, le proposte che sono state fatte dai tecnici in questi anni, anzi dei decenni, sono molto semplici, ma non è detto che siano per questo banali. E cioè occorre fare dei controlli, delle ispezioni e dei processi in modo certo. Ovviamente, recitando il mea culpa, devo dire che anche la magistratura un po' ha regredito in questa lotta, in questo contrasto. Noi chiediamo da molti anni che ci sia un organismo unico di vigilanza su tutto il territorio nazionale, perché al momento abbiamo circa 12 organi di vigilanza e questo è perlomeno irragionevole e comunque inefficiente. Che ci sia una procura nazionale del lavoro che possa concentrare le indagini in capo a pubblici ministeri specializzati e quindi particolarmente competenti, perché questo comporta la celerità del processo, comporta l'accelerazione e quindi allontana lo spettro della prescrizione, perché oltre alla tragedia di morire sul lavoro c'è una seconda tragedia, quella di non dare giustizia a chi muore sul lavoro. Però la prima la causa il lavoro, il secondo la causa lo Stato, se non fa i processi in tempo. Ecco, i sindacati, parlo con Luisella Lionti, leggevo, chiediamo l'introduzione del reato di omicidio sul lavoro nel codice penale. Non sentiamo. La prego di attivare l'audio. Ci siamo? Sì, sì, siamo fermamente convinti che occorre introdurre assolutamente il reato di omicidio, perché non si può parlare di incidenti come appunto bisogna sanzionare chi sbaglia. Tra l'altro riteniamo anche opportuno che appunto, come diceva il dottore Giordano, chi controlla deve essere in grado di controllare, deve essere formato. Per questo motivo serve l'ispettore, deve essere quello che garantisce poi in realtà la sicurezza dentro un cantiere, perché deve andare a controllare se i contratti di lavoro sono applicati. Spesso e volentieri non vengono applicati, vengono utilizzati contratti pirata, così come le ore che i lavoratori fanno spesso e volentieri sono il doppio rispetto a quelli che dovrebbero fare. Spesso e volentieri non si interrompe, non c'è uno stop dopo le 4 ore, per esempio, che si sta al caldo, oppure non lavorare proprio durante le ore calde, soprattutto noi in Sicilia. Quando un lavoratore cade da qualsiasi impalcatura, dipende anche dalla stanchezza e soprattutto perché abbiamo sentito uno dei lavoratori aveva 71 anni. Ecco, l'età deve essere assolutamente
verificata dagli ispettori. Penso che veramente si può fare. Si parlava poco fa della scuola, sono perfettamente d'accordo, la scuola deve essere il primo, come dire, la prima pedina che va verso la sicurezza sul lavoro. Noi l'abbiamo fatto una settimana fa, un'iniziativa con delle scolaresche, erano dei bambini di scuola elementare, con un nostro giochino, perché poi si utilizza, come dire, lo strumento che i bambini possono capire, Willy. Willy che si doveva difendere, doveva lavorare in sicurezza, e per farlo doveva utilizzare tutti i dispositivi di sicurezza. Li abbiamo portati, ce li abbiamo fatti vedere, insomma abbiamo raccolto entusiasmo da parte dei bambini, quindi si può trovare anche un linguaggio adeguato che arrivi pure ai bambini piccoli. Ecco, diceva appunto la cultura c'è, lo diceva il dottore tra l'altro Giorgio, la cultura c'è, il problema è cercare in qualche modo di poi darla, anche i lavoratori devono pretendere la formazione. Ecco, a proposito... Certo, i lavoratori lo devono pretendere, ma questo sicuramente a proposito dei lavoratori esposti a rischio termico, perché l'ha citato la dottoressa Lionti, se non ricordo male è proprio recentissima appunto l'iniziativa della Regione Siciliana, dalla Giunta è arrivata proprio questa notizia che sulla sospensione, sulla possibile, anzi sulla necessaria sospensione dalle 12 alle 16 di lavoratori in Sicilia esposti a rischio termico con temperatura al di sopra dei 35 gradi, è vero? Quindi questo mi sembra di capire che è un provvedimento che... 3 giorni però sì, l'abbiamo chiesto da tantissimo tempo, finalmente stiamo arrivando al capolinea. Cosa fare? Allora, ingegnere, siamo sul fronte del fare e siamo anche vicini alla chiusura del programma. Mi dica. Sì, intanto in realtà sulle temperature già l'anno scorso il Comitato regionale di coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che è un organo che esiste e che è coordinato dall'assessore della salute, aveva emanato una direttiva dove stabiliva che in alcune ore dovevano eventualmente essere sospese attività lavorative e che dava una serie di indicazioni di misure di prevenzione e protezione. Adesso ben venga addirittura un'indicazione della Giunta che proprio stabilisce questo, ma probabilmente è necessario qualche poi decreto attuativo, sì, che dovrà, però, insomma, però c'è un principio da questo punto di vista. Certamente i controlli, si diceva, i controlli sono importanti, il numero degli ispettori certamente va aumentato sia per quanto riguarda nelle aziende sanitarie sia per quanto riguarda l'ispettorato del lavoro. Sappiamo che oggi spesso si parla di ispettorato del lavoro, ma gli ispettori nelle aziende sanitarie provinciali hanno il compito della vigilanza. Sono tutti e due gli enti che hanno questo compito, però il controllo da solo non riuscirà mai ad abbattere gli infortuni nelle malattie professionali. Inevitabilmente bisogna utilizzare tutti gli altri strumenti di cui ne abbiamo alcuni già parlato, perché bisogna, tramite la promozione della sicurezza, tramite tutti gli strumenti della prevenzione, perché il solo controllo non riuscirà mai ad avere un effetto sì deterrente, ma non il passare di quella cultura della sicurezza che dicevamo. C'è per esempio proprio il dottore Giordano aveva prodotto un decreto quando era direttore dell'INL che aveva previsto il riordino del sistema della formazione, non è ancora avvenuto questo riordino in Italia. Io ho visto alcune bozze, ritengo che ci siano delle criticità, nel senso che se il sistema della formazione non riusciamo ad abbattere questa burocraticità, la cultura della sicurezza che magari è a livello delle università non riusciremo a farla arrivare portare giù a livello dell'operaio, però magari avremo attestatifici attestatifici è una parola triste, attestatifici è una parola veramente triste. Senta, dottore Giordano, dobbiamo chiudere, però ci sono state due frasi che ci hanno colpito moltissimo di sue dichiarazioni con comunicati che erano precedenti a quello che è accaduto a Casteldaccia. Due frasi, una parlava proprio di omicidi sul lavoro. Lei ha usato questa parola che è la stessa utilizzata poco fa da Luisella Lionti. Questi sono omicidi sul lavoro. E poi un'altra frase che mi ha colpito tantissimo, che sul lavoro si muore 5 volte di più che per omicidi mafiosi. E questo tocca moltissimo la nostra terra. Le chiedo solo un brevissimo commento e ci salutiamo. Il commento e il saluto è quello per cui purtroppo negli ultimi 7 mesi da Brandizzo in avanti
queste cose io le ho dovute dire e scrivere già 4 volte. Spererei di non farlo, ma sono molto pessimista. Possiamo riaprire un nostro tavolo, Luisella Lionti ci ha confermato quindi che si aprirà un tavolo alla Regione e cercheremo di far capire al nostro pubblico cosa vuol dire. Cosa vuol dire aprire un tavolo alla Regione? Cosa significa? Significa monitorare, significa... Ce lo dica in 10 secondi se ce la fa, la prego, mi uccidono dalla regia. Mettere tutti insieme significa istituzioni, parti sociali, datoriali, tutti, come dire, tutti i protagonisti del mondo del lavoro. Diciamo che non sarà così facile, per parlare di prevenzione, di formazione e soprattutto di controllo. E di azione, speriamo. Dottore Giordano, grazie sempre. Lei è una voce importantissima, la stiamo richiedendo tutti in tutta Italia in questi giorni per la sua competenza enorme sul campo e raccogliamo non solo la sua competenza, raccogliamo anche il suo dispiacere profondo di dover dire, di pronunciare queste certe frasi. Grazie ancora. Grazie a Luisella Lionti, grazie sempre anche all'attività dell'ingegnere Leonardi, a tutti voi un buon proseguimento di pomeriggio e una scusa enorme alla mia regia, ha fatto fare veramente tardi. Grazie ancora. Buon pomeriggio, benvenuti all'appuntamento con il sindaco, ancora con noi in diretta il sindaco di Catania Trantino, che ringraziamo per essere sempre presente per le vostre domande. Buon pomeriggio. Grazie di essere qua. 2 domande subito, sindaco, dai Benedettini, dove è riunita la Confindustria di Catania. La prima, diciamo, un'osservazione su quanto ha detto il Presidente della Regione Schifani, che la ringrazia molto. Dice il sindaco di Catania ha mostrato grande disponibilità per i 2 termovalorizzatori, in particolare per quello di Catania, però se non ho capito male o se non ho letto male, non ha detto le località, non le ha precisate Schifani. Le vogliamo dire? Le possiamo dire? Sì, in effetti purtroppo c'è stato un cortocircuito, nel senso che avremmo desiderato comunicarlo con più dovizia di particolari, per questo ancora non avevamo informato il Consiglio Comunale, l'ho fatto nelle memoria immaginando il battage che ci sarebbe stato attorno a questo annuncio. Ci siamo riuniti ieri con tutta una serie di soggetti della Regione, ex area di sviluppo industriale, ente di sviluppo agricolo, ARPA, Sidra, consorzio di bonifica eccetera. Le aree, dopo un'iniziale ricognizione che avevano consentito l'individuazione in un sito che si è rivelato inadeguato per la forte presenza di rifiuti pericolosi e la cui caratterizzazione e bonifica avrebbe comportato troppo tempo, parecchi mesi, alla fine abbiamo individuato un'altra sempre alla zona industriale, leggermente più a nord, che è anche più congeniale perché è vicina ai nostri depuratori della Sidra, e quindi permetterebbero quell'incastro che diventerebbe ottimale fra i fanghi di depurazione, il termovalorizzatore e l'area di compostaggio aerobico, perché così si annullerebbero tutti gli odori e avremmo la possibilità finalmente, nell'arco di tempo che sarà necessario e che chiaramente non potrà essere inferiore a 3-4 anni per quel che penso io, di avere il nostro termovalorizzatore. Ma come località come possiamo dire, come possiamo indicarla, sindaco? È sempre Pantano d'Arci, è sempre zona industriale, sì. Ce l'ho graficamente ma non si riuscirebbe a capire. Perfetto, Pantano d'Arci comunque è esattamente la conferma di quello che già altre volte lei aveva accennato, e se non sbaglio Palermo dovrebbe essere Bellolampo, sì, giusto? Dovrebbe essere Bellolampo. Perfetto, grazie anche per queste 2 conferme. C'è una domanda che le rivolge attraverso i nostri microfoni la Presidente della Confindustria di Catania, che è stata intervistata. Parlavamo, lei ha detto 2 cose importanti oggi, la prima che ha detto qui c'è un'area nuova e gli imprenditori di catanesi devono denunciare chi chiede il pizzo, il racket eccetera, ma poi c'è una seconda domanda, dice molta attenzione alle infrastrutture anche nella zona industriale, perché dice che è un po' mal andata. La domanda che rivolge a lei è questa: c'è un piano antincendi nella zona industriale? Il piano è quello che adesso partirà e che prevede diciamo, lo sfalciamento e l'eliminazione di tutte quante le erbacce. Per quanto riguarda gli altri interventi, ho detto durante
il mio intervento a Confindustria ho specificato qual era la roadmap che avevamo tracciato. Peraltro la cosa molto importante è che il Ministro Fitto ha annunciato che ci saranno degli interventi sulle infrastrutture della zona industriale, quindi ovviamente sulle strade, che ci permetteranno di migliorare la condizione. Rispetto al momento in cui ci siamo insediati, adesso il 70% delle strade oggetto del finanziamento per 10 milioni di euro sono asfaltate, e quindi questo già è un bel passo avanti. In più le telecamere, come oggi riporta anche la Sicilia, verranno installate appena ci saranno gli allacci Enel li curiamo noi, l'installazione delle telecamere a carico di IRSAP. In più ci sono altri interventi che saranno finanziati dall'FSC. Quindi io credo che si possa parlare di una serie di iniziative che stiamo mettendo in campo. Naturalmente dobbiamo dimenticarci i tempi delle imprese che gestiscono, decidono e subito possono partire. Noi abbiamo una macchina molto più lenta, determinata dalle autorizzazioni e lentezze burocratiche che ben si possono immaginare, che per quanto si stia cercando di velocizzare comunque ci costringeranno ad attendere qualche mese in più rispetto al previsto. Però la notizia importante è quella della disponibilità al finanziamento che oggi ha manifestato il Ministro Fitto. Ma comprende quindi anche il piano antincendio, ovviamente. Ma il piano antincendio, se noi parliamo, il piano antincendio non è che è un qualcosa, il piano antincendio prevede l'eliminazione di ciò che è pericoloso, esatto. E quindi dell'erbaccia. Chiarissimo, bene, grazie Sindaco. No, parlava del Ministro Fitto, vi siete incontrati anche a Palazzo degli Elefanti, ecco, se ci vuole accennare quali sono i temi e anche le decisioni che sono state prese eventualmente. Niente, abbiamo in qualche modo raffinato, se così vogliamo dire, la strategia, perché il Ministro Fitto ci ha spiegato qual è il percorso che sta compiendo il Governo per la formalizzazione del nuovo organismo, sarebbe l'Agenzia di coesione, che dovrà poi prendere in carico tutta la nuova programmazione. Noi abbiamo già comunicato che abbiamo questa programmazione pronta, ovviamente da sottoporre poi ancora al Consiglio Comunale e a tutti quanti gli interessati e quindi ai cittadini. Quello che io posso ricavare, dicendolo in sintesi, è ancora una volta la grandissima attenzione del governo Meloni rispetto alla città di Catania. Abbiamo anche anticipato alcuni temi che in questo momento è prematuro comunicare perché sarebbero solo dei vuoti annunci. Nel momento in cui dovessero diventare cose un po' più concrete, a quel punto lo comunicheremo nei tempi debiti, però si tratta di sviluppi interessanti. Ma mi scusi una domanda brutale, terra, piani e finanziamenti, ne avete parlato? Certo, è naturale, comunque dovrebbero arrivare altri finanziamenti per circa 200 milioni, più quelli dell'FSC, più quelli del FUA, non entriamo nei meccanismi tecnici, comunque finanziamenti ce ne sono tantissimi. Quindi 300 e 200 fanno 500 No, posti. 300 no, 200 milioni per quanto riguarda i fondi di coesione? I fondi di coesione, che poi ci sono quelli che derivano dall'FSC, certo se ci mettiamo nel mezzo anche i 150 della metropolitana più o meno arriviamo a quella cifra, ma io straccio quelli della metropolitana dal calderone. D'accordo. Perfetto, grazie anche per questo. Sindaco, adesso parliamo del Parco Gandhi, zona Canalicchio più o meno di Catania, zona un po' nord. Da più parti viene segnalata la scarsa attenzione da quelle parti per il verde pubblico. Noi siamo andati lì, i giochi per i bambini ci sono, ma non ci sono i bambini. Vediamo perché, con Tonino De Mana, lo sapeva, vero che era lui? Riservava un giorno della settimana al silenzio, ma se Gandhi avesse saputo che un parco così abbandonato fosse intitolato alla sua memoria, chissà quanto avrebbe parlato e soprattutto chissà quanto si sarebbe lamentato. A Catania è in totale abbandono il parco Gandhi, per fortuna poco frequentato anche perché i rischi sono elevati. Tra la fitta ed incolta vegetazione proliferano zecche e processionaria che rappresentano un serio pericolo per la salute. Il parco giochi che vedete è sommerso dalle erbacce che magari potrebbero attutire il colpo se qualche bambino dovesse cadere. Ma da queste parti nessuno cade, anche perché nessun bambino gioca e non potrebbe essere altrimenti. Sin dall'ingresso si percepisce il senso di abbandono, addirittura il cancello principale è tinteggiato a metà, mentre il passamano è pressoché invisibile e ricoperto dai rovi. L'ombra è garantita da questi alberi secolari, ma stazionare sotto non è consigliabile. Come ben vedete al Parco Gandhi da oltre 3 mesi non vediamo la ordinaria manutenzione e i risultati sono di erba incolta, giochi completamente pieni di erba alta, alberi pericolanti e abbiamo anche un allarme di zecche e processionario.
e i rami degli alberi arrivano fino ai palazzi circostanti. Con i rami che praticamente hanno invaso il condominio e stanno quasi arrivando a ridosso delle finestre, dei balconi e dei residenti stessi. Quindi quello che si chiede al Comune di Catania è una maggiore attenzione, una potatura degli alberi che non viene fatta ormai da anni. Mozioni e richieste di intervento al Comune di Catania sono spesso lettera morta ed allora non resta che lanciare l'ennesimo appello. Vuole fare un appello al sindaco? Sì, recentemente lei ci ha comunicato che dobbiamo prenderci noi come consigliere cura dei propri spazi, ma questo cosa vuol dire? Che dobbiamo tagliare gli alberi, scerbare l'erba e pulire le piazze? Ma mi permetto di dire, non sarebbe male. Io lo faccio quando vedo la spazzatura di fronte a Piazza Duomo senza che gli altri mi vedano, ma visto che mi dicono questo lo dico, prendo la scopa e la paletta e lo faccio. Qual è la cosa dell'altro mondo? Certamente non tagliare gli alberi, non lo chiedo di fare perché deve essere fatto in sicurezza, né scerbare, ma non è che la pulizia eventualmente sarebbe una cosa grave se la facessero i consiglieri, visto che io domani pomeriggio sarò a Lungomare assieme ad alcuni consiglieri comunali a pulire, domani mattina sarò col presidente Bassini a pulire un'area della prima municipalità. Io ripeto sempre fino alla noia il proverbio arabo: tieni pulito l'uscio di casa tua e tutta la città sarà pulita. Io non me la sento più, non mi va più di essere additato come il responsabile di tutto questo. Anche il tono del servizio, come se ci fossero scempio. Si parla di zecche, si parla di processionaria. L'hanno verificato se c'è veramente? Se la riferisce il collega, no, certamente l'avrà verificato. No, che cosa? L'ha visto le zecche? Non lo so, ma ci credo, ci potrebbero essere. Andiamo sul concreto. Alla Multiservizi, che è la società che si occupa di tutta questa manutenzione del verde, c'è una sola squadra. Nel momento in cui i cittadini pagano i tributi possiamo rinforzare le entrate, possiamo dotare la Multiservizi di maggiori risorse per il contratto che comunque andremo a firmare tra poco e mi auguro possa essere rimpinguato per dare più risposte, anche perché comunque prevede la presenza parlo di Multiservizi, di operai non più giovani e quindi non hanno più il dinamismo di una volta e dobbiamo cercare di adeguarci. Ma ribadisco, rispetto alla provocazione finale, non mi dispiacerebbe, consigliere, che vi attivasse anche voi. Ma perché lei ha detto che non pagano i tributi, è questo che ha detto? Il 50% degli italiani di catanesi non pagano i tributi. 50%? No, sì, adesso sarebbero scesi secondo un'ultima stima al 40%, però fino a quando l'agenzia di riscossione che si occupa di questo servizio, Municipia, non arriva al target del 74% di riscosso, è chiaro che noi ancora saremo claudicanti. E quindi è da questa cifra, da questa somma che dipende anche la manutenzione ordinaria? Certo, perché noi comunque il contratto di servizi prevede che noi paghiamo a Multiservizi una cifra, ecco, con cui loro poi devono eseguire i servizi. Ecco spiegato quindi l'origine di tutto quanto. Grazie. Io direi di fermarci provvisoriamente, Sindaco, perché abbiamo poco tempo, sono tante domande e vorremmo lasciare spazio anche agli ascoltatori. State con noi, breve pausa e poi dopo riprendiamo e ringraziamo ancora il Sindaco, anche se un po' si è arrabbiato giustamente per i parchi, però questa è... No, per il tono dei servizi. Il tono giornalistico, caro Sindaco. Ma da cronaca vera. Ah, vabbè, cronaca vera adesso. Allora, ci vediamo fra un minuto, state con noi. Allora, il Sindaco Trentino è con noi in diretta, mi sa che col prossimo servizio non lo so se lo vediamo ancora perché allora il prefetto di Catania mi dispiace un po' per il tono. No, ma ci permettiamo anche di fare qualche battuta visto anche la sua disponibilità. Allora, dicevamo, il prefetto di Catania ha incontrato gli agricoltori per l'emergenza idrica a Catania, ma c'è un paradosso, a Librino l'acqua si disperde e vediamo quello che succede da mesi in queste abitazioni a Viale Moncada. Queste sono le immagini. Mentre in Sicilia manca l'acqua e il governo decreta lo stato d'emergenza nazionale, a Catania l'acqua si disperde. Esce copiosa e da più punti dalle palazzine di Viale Moncada 16 a Librino fino ad arrivare quasi nel piazzale dell'Istituto Comprensivo Fontana Rossa. In una terra assetata e con migliaia di siciliani senza acqua sembra davvero una beffa o uno scherzo. Purtroppo è tutto vero. I residenti della zona, esasperati, hanno addirittura cercato di deviare il corso dell'acqua che altrimenti rischierebbe di finire nei pressi di una cabina elettrica sotterranea. Non sanno più a chi rivolgersi, sono sfiduciati anche perché non ricevono risposte.
È da più di un mese che cerchiamo di contattare la Sidra e oggi finalmente ci hanno risposto. Appena hanno sentito Librino hanno attaccato il telefono, non so perché. E poi dicono che in Sicilia manca l'acqua e qua la disperdiamo l'acqua. Qua non siamo cittadini di serie B a Librino. L'acqua che, vedete, finisce a valle attraversando un percorso pedonale scivoloso e pieno di insetti. Non certo una passeggiata di salute. Perché si hanno buttato giù il telefono? No, se è vero quello che ha detto, non perché dubbi di ciò che ha detto, ma se è stato un aggancio volontario è gravissimo. Quindi ora poi io verificherò che cosa è accaduto, perché quel che ha detto l'ultimo cittadino, non siamo di serie B, è sacrosanto, ma credo che possano verificare quotidianamente l'attenzione che c'è a Librino. Io oggi alle 18 sarò lì per un altro evento del maestro Presti e credo che stiamo mostrando compiutamente quel che stiamo facendo, l'intervento di Piazza dell'Elefante di cui parlavo, gli interventi col PUI, però non vado in rassegna. Qua il problema è quello dell'acqua. Giustamente hanno indicato Sidra come soggetto che dovrebbe provvedere a questa riparazione. Io ne dico molto di più, questa anzi è una quantità d'acqua definita copiosa ma limitata rispetto a quel che si disperde in tante altre aree. Se io penso alla Timpa di Leocatia, dove c'è un flusso di acqua incredibile, dovremmo intercettarlo realizzando delle condotte. Là chiaramente mi rendo conto che il lavoro è molto più complesso. Qua bisogna verificare quale sia la causa di questa dispersione di acqua, se sono acque bianche, se sono acque di altro genere, ma ora poi vedrò con Sidra che cosa è. Timpa di Leocatia, più complicata la situazione. Sì, perché bisogna realizzare tutta la condotta, però credo che la stiano prendendo in considerazione quelli di Sidra. Bene, benissimo. Adesso è il momento vostro, abbiamo fatto un po' in fretta e lo spazio è limitato. Per i vostri WhatsApp e le mail sicilia24focus@telecolor.it. C'è una prima mail che avevamo messo già in cascina aspettando lei, Sindaco, che riguarda via Tomaselli di Catania. Sono stati avviati i lavori, eccoli qua, ecco, vede quell'immagine, di rifacimento dei marciapiedi da oltre 10 giorni. Le basole di pietra lavica sono pericolosamente lasciate per terra, qualcuno c'è pure inciampato, ci segnala questo ascoltatore. Qui siamo all'angolo con, lì cosa c'è, via Santa, quando finisce via Tomaselli, adesso non mi ricordo il nome della via. Sì, ma che è quella cosa, quel buco lì, perché? Non lo so, chiederò subito, perché francamente è una situazione pericolosa. Questo è importante che lei l'abbia verificato e ci fa piacere, la ringraziamo. Adesso ci sono altri messaggi già pronti. Direttore, non mi dovete ringraziare per quel che è un mio dovere. No, vabbè, ma come dire, sono le buone maniere che si usano naturalmente con chi è sempre disponibile quando già a intervenire qua e poi anche a rispondere, domande anche spinose. Signor Sindaco, per favore, la metropolitana aperta fino a mezzanotte. Ridurremo di tanto il traffico serale in centro. Sebastiano ha perfettamente ragione. Abbiamo un'interlocuzione aperta continuamente con la metropolitana, con l'FCE, ci dicono che sia un problema sindacale, noi li stiamo pressando perché non possiamo noi pedonalizzare e nello stesso tempo non avere risposte più adeguate in termini di trasporto pubblico locale. E quindi abbiamo convocato un tavolo con MTS, FCE e anche con le Ferrovie dello Stato per capire se possiamo essere più integrati come sistema dei trasporti, però l'unica cosa che posso dirle, lei non fa altro che manifestare il proposito che anche io più volte ho espresso. Speriamo quindi che al più presto si possa arrivare ad avere, se non a mezzanotte, quando? Più o meno? Ma mezzanotte per me è l'orario minimo, anche con una maggior frequenza di corse. Vediamo che cosa ci propongono loro. Perfetto, grazie. Quindi ci arriveremo. Chiedere al signor Trantino, non è un problema, se per smaltire un po' il traffico nel centro di Catania non sarebbe opportuno installare dei semafori pedonali ai 4 canti e in piazza Sesicolo, dato che ho notato che il via vai delle persone a piedi rallentano un poco la circolazione, perché lì c'è via Etnea che è chiusa, diciamo, e la gente che arriva e poi attraversano la strada e si formano. Direttore, quello è uno dei 2 incroci che ho presidiato io per l'Immacolata assieme all'assessore Gelsomino. Allora, quello che dice il nostro concittadino non credo sia risolutivo, perché il problema è che poi i pedoni non rispettano il semaforo pedonale
il più delle volte, se vivessimo nella città in cui la gente rispetta le regole non avremmo tutta questa spazzatura, per cui alcune volte abbiamo effettuato noi il servizio presidiandolo con la polizia locale, non sempre l'abbiamo potuto fare. Devo dire che sotto la Tari vi ricorderete l'esperimento di chiudere Piazza Sesicolo, sì, e ha funzionato, quindi con il semaforo pedonale non riusciamo a risolvere niente, ci vuole la presenza fisica di vigili che ancora per qualche mese, fino a quando non incorporiamo i 180 vigili, sarà difficile assicurare. Quello lo stiamo seguendo, ma non rispettiamo i semafori pedonali noi catanesi, qui alla circonvallazione lo facciamo però. Direttore, alla circonvallazione sì, perché viene avvertita la fonte di pericolo, col fatto che invece in quei due incroci di cui si parla il traffico è molto più rallentato, sì, è vero. Comunque la gente passa, rallenta, e non si ferma. E quindi la macchina ovviamente è costretta. Ma lo dico questo perché anche quando ci siamo persone fisiche, quando ci sono i vigili, nonostante gli stop, ci sono quelli che svicono e passano lo stesso. Altri messaggi o altre mail? Vediamo, abbiamo ancora un paio di minuti. Buongiorno, Alfaro Biscari, si crea ingorgo stradale per la sosta dei veicoli che acquistano da ambulanti e esercizi commerciali. Così al Corso Indipendenza all'uscita dell'asse attrezzato. E così in tante altre parti della città. Noi interveniamo una volta lì, una volta lì, una volta lì, una volta lì. Non possiamo dire risposte per tutto il territorio, la domanda la pongo io. Ma dobbiamo essere noi a intervenire repressivamente? O dovrebbero essere i cittadini da soli ad ascoltarci? Io non lo so, io credo che morirò folle. Per quale motivo a Catania è tutto così difficile? A Catania quel che fanno dappertutto, gli stessi cittadini che a Catania non rispettano le regole non le devono rispettare. Noi interveniamo repressivamente, ma non possiamo noi presidiare tutti gli incroci, anche quando avremo 180 vigili, anche quando dovessimo averne 1800, anche quando dovessimo averne 5000, lo stesso, ci saranno una serie di zone non presidiate. Ma lei non crede che, vabbè, c'è anche una cattiva abitudine, può esserci in tutti noi, ma non crede che dipenda molto dal fatto che forse in passato, diciamo così, non ci sono stati controlli e sanzioni sufficienti? Altra domanda? Va bene, andiamo avanti. Ancora un'altra domanda. Buongiorno signor Sindaco, da motociclista come lei, è vero che il sindaco va in motorino? Scooterista, più che motociclista, va bene. Il motorino, sì. L'abbiamo visto parcheggiare qui sotto poco fa. Dovrebbe fare intensificare i controlli su parcheggi molto spesso occupati dalle auto. Grazie Gaetano. Cioè dice, quelli è il posto per le macchine e invece ci va, il posto per i motorini e invece ci vanno le macchine. Lo facciamo, quando me ne accorgo richiamo l'attenzione del corpo di polizia locale, anche perché noi stiamo progressivamente aumentando gli stalli per i due ruote e quindi se poi vanifichiamo quel che facciamo consentendo agli automobilisti di mettere le proprie auto in modo impunito, è chiaro che avremo dichiarato la nostra sconfitta. Anzi, dico di più, io fino all'altro ieri ho fatto contravvenzionare alcune motociclette che erano parcheggiate in piazza Trento su marciapiedi nonostante ci fossero degli stalli liberi. Alcuni di questi motociclisti si sono risentiti. Allora mi consenta di dire una cosa. Una mia cara amica che si è trasferita da tempo in Olanda dopo il matrimonio mi raccontava l'altro giorno che in uno dei primi giorni in cui lei stava lì non trova la sua macchina, al che appena arriva si guarda preoccupata e un signore affacciato, il suo vicino di casa, ha detto no, guarda, sono stato io a fartela levare. Come sei stato tu? Sì, perché avevi posteggiato con le ruote sulle strisce e tu capisci bene, se posteggi con le ruote sulle strisce levi a un altro la possibilità di parcheggiare, ma dicendolo con una normalità, senza quindi l'intento poliziesco di dare fastidio. Punitivo. È giusto che sia così, dovremmo rispettare tutte le regole e agire in questo modo. Ci arriveremo, Sindaco? Io credo che ci sia già molta più consapevolezza di questo, molti più cittadini che ogni giorno ringraziano per questa attenzione che stiamo volgendo al bene comune e quindi anche il rispetto delle regole. E con queste parole possiamo concludere questa puntata. Grazie ancora al Sindaco Trentino per essere stato con noi, grazie a voi per averci inondato di messaggi. Ci spiace, ma i tempi sono quelli che sono e quindi riusciamo a leggerne soltanto pochi, ma i messaggi sono tantissimi e vi ringraziamo. Adesso la programmazione della rete prosegue, noi torneremo. Sindaco tornerà venerdì? Sì. Non ci ha cancellato ancora, no? No, non lo farò mai. Grazie. Questa è una promessa molto importante. Grazie al Sindaco Trentino, grazie a tutti voi, buon pomeriggio.